il sindaco Mauro Melao. Mauro, allora, con questo benedetto giudice di pace? Tutto a posto. Tutto a posto, adesso dobbiamo parlare in giunta e trovare le risorse per assumere intanto un C in modo da destinarlo dal giudice di pace e sistemare intanto questa situazione, insomma, ecco. Ma il presidente del Tribunale di Venezia ha revocato quell'ordinanza? Ha sospeso, non revocato, ha sospeso, detto al Ministero sospendete per l'attimo, ha legato anche la lettera che ho fatto io dove ho documentato bene che da maggio che mi sto occupando del giudice di pace per cercare già il potenziamento, perché il prossimo anno ci sarà anche un pensionamento e quindi stiamo andando avanti, al di là dei bla 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 di qualche consigliere del PD Montanariello che dice che non sto facendo niente. Vabbè, le minoranze devono vabbè, è il ruolo della minoranza, no, ma se uno vuole andare al teatro prende il biglietto, va all'auditorium, va alle baruffe in calle. L'opposizione è un ruolo importante dell'opposizione, l'opposizione deve cercare di stimolare la però maggioranza. Parlare senza sapere cosa sto già facendo da mesi è sbagliato, perché lui ha detto che il presidente se l'è presa con il sindaco. No. Vabbè, io non voglio difendere Montanariello, però insomma l'opposizione fa il suo lavoro, il sindaco fa il tuo. E io ho smentito ancora una volta. Sei riuscito adesso intanto a stoppare questo provvedimento, speriamo, perché sembra una sciocchezza, ma perché purtroppo la gente non percepisce l'importanza di avere una giustizia in casa. Esatto, però ho smentito ancora una volta il PD. Diciamo che questa è un'area particolarmente delicata dal punto di vista dell'erosione, come molte aree del litorale del Veneto, e quindi questo è uno degli interventi che sono stati messi in campo. Diciamo che siamo partiti nel 2018 con degli interventi di valore complessivo di 3,5 milioni di euro. Questo è un intervento che è un prolungamento di un pennello già esistente con una forma ad Y, che serve a ridurre l'erosione della costa e quindi il ripascimento naturale della spiaggia. Questo anche in considerazione del fatto che il trasporto solido, che normalmente dovrebbe arrivare dai fiumi, qui siamo fra due fiumi importanti, non viene garantito, nel senso che basta guardare anche adesso le portate dei fiumi sono molto ridotte, ma anche tutta una serie di interventi sono stati fatti nel passato, hanno ridotto il trasporto solido dei fiumi, quindi bisogna agire con interventi di difesa costiera come questi, che stanno dando efficacia perché già si è accumulata della sabbia in maniera naturale rispetto a quando sono iniziati i lavori. Questo è un intervento che vale 1.300.000 euro, ne seguiranno a fine stagione naturalmente altri con dei ripascimenti meccanici, quindi portiamo la sabbia con i camion anche nella zona un po' più a nord per garantire la fruibilità migliore a questo territorio, che ovviamente ha una valenza dal punto di vista turistico particolarmente importante. Ripeto, è un pezzo di un progetto più complessivo che vale 3,5 milioni di euro.
Qualche tempo fa abbiamo pubblicato un video in cui si descriveva il degrado delle giostrine del giardinetto che si trova a Borgo San Giovanni, lato Lusenzo, all'altezza dell'Istituto Cestari. Ricco di alberi sani e floridi, da quanto ne sappiamo non è un giardino pubblico, ma è aperto al pubblico ed è frequentato da chi porta a far passeggiare i cani e da ragazzi. Ci sono le giostrine e dovrebbe essere possibile portarci a giocare i bambini, ma le condizioni in cui queste giostrine si trovano invitano i bambini a stare alla larga. Si tratta di giostre in legno in cui le condizioni meteo, la vetustà e la mano di qualcuno hanno dato un notevole contributo alle loro condizioni attuali. Se alcune sono usurate dal tempo e presentano schegge e larghe fessure deteriorate in bella vista, una in particolare appare alquanto pericolosa a causa di una trave che si è tolta parzialmente dall'alloggio, lasciando un mozzicone di legno al vivo certamente non rassicurante. Come un aspetto poco piacevole a un tratto della staccionata interrotta con un altro mozzicone di legno irto di schegge. Una delle 3 panchine presenta inoltre in bella vista i 2 blocchi di cemento a cui era ancorata al suolo, apparendo poco sicura per chi vi si dovesse sedere sopra. Dal servizio precedente l'unico cambiamento apportato è il nastro rosso e bianco che è stato posizionato attorno alle giostrine in condizioni più precarie e al mozzicone di staccionata, nastro che si sta staccando. Che sia pubblico o privato aperto al pubblico non importa, le giostrine che ci sono all'interno devono garantire la sicurezza e qui di sicurezza se ne vede poca. Giostrine come questa in cui i bambini rischiano di infilarsi qualche scheggia sulle manine mentre giocano vanno aggiustate o sostituite o comunque devono essere messe in condizioni di non arrecare danno. Purtroppo questa situazione siccitosa non dà proprio tregua. È arrivato questa mattina un comunicato del Consorzio di Bonifica del Bacchiglione che dice testualmente, il titolo è proprio indicativo: risorsa idrica irrigua in esaurimento, cioè praticamente non si riesce più a garantire il servizio di distribuzione dell'acqua e in pratica dice già che non è garantito per quanto riguarda nel bacino, nella parte di Padovana, diciamo, Patriarcati, il comune di Padova, nelle zone Sacra Famiglia e Guizza, e nel bacino Sesta presa di sinistra del Brenta e nel territorio del comune di Dolo. Quindi praticamente già con questo comunicato si dice che non viene garantita diciamo, il servizio idrico, ovviamente stiamo parlando per le terre, per le coltivazioni. E invece è garantito al momento parzialmente per quanto riguarda i comuni di Polverare e Bovolenta, anche perché vi ricordo che comunque già davano l'acqua a turnazione, perché altrimenti un giorno sì, un giorno no, in modo da cambiare, diciamo, le varie irrigazioni. E per quanto riguarda appunto nei bacini di Settima Presa, Delta Brenta, nel territorio di comune di Codevigo e di Chioggia. Quindi praticamente la situazione, se non piove, sta continuando, diciamo, a essere sempre più difficile. Nel comunicato ricorda che la risorsa idrica deve essere utilizzata in modo estremamente parsimonioso, sostenibile e efficace, limitandone il consumo al minimo indispensabile. Cioè, quindi dobbiamo tutti quanti, allora, con il perdurare dell'attuale stato siccitoso, il Consorzio potrebbe trovarsi nelle condizioni di ridurre ulteriormente il servizio irriguo nel comprensorio, quindi è una situazione sempre più in evoluzione. La, tra virgolette, notizia positiva che ci diamo non tanto per darla, è arrivato un comunicato della regione che sembra che ci saranno temporali forti nella zona del Bellunese, quindi se dovesse piovere lì, e quella è l'aspettativa un po' di tutti, le risorse idriche dovrebbero essere un pochino ripiegate. Per il momento è tutto, continuiamo a ricordarvi di risparmiare l'acqua. Cielo, ci mancherebbe altro, la dimostrazione lampante appunto
dice, e la figura e la presenza anche dell'assessore dimostra l'attenzione nel seguire anche gli stessi lavori e ovviamente, come è stato detto, tante volte non è anche facile operare in un territorio che può essere anche fragile, ma al tempo stesso, insomma, se i risultati poi dopo portano il ritorno, diciamo così, della salvaguardia del territorio, questo è un beneficio importante, sia per l'attività turistica ma soprattutto per il territorio, un territorio fragile, sappiamo tutti, e ovviamente, insomma, è il nostro interesse salvaguardarlo, ma è il nostro interesse portare a essere gli ambasciatori, diciamo, questa parte del territorio, insieme con il collega Montanariello e anche la collega Baldini, insomma, di portare le istanze in sede regionale, e ovviamente, pur sapendo bene che certe competenze le ha sia la regione, ma sono, diciamo così, delegate dal governo centrale, dunque dobbiamo tener conto anche di questo, mettere anche economia non è facile in questi periodi, però l'attenzione c'è, una dimostrazione, insomma, che la regione e le nostre istanze da parte come rappresentanti del territorio, insomma, ci sono. Dunque, quello che vedete è il canale che c'è di fianco alla strada Margherita di Calino, che è quello che dovrebbe approvvigionare di acqua tutta la zona. Come vedete è completamente secco. Il video che vedete di fianco è di un'azienda agricola che praticamente non ha acqua neanche loro. Lì abbiamo sentito Silvano Bugno della Coldiretti. Praticamente le due ipotesi per cercare di fermare il cuneo salino, quello delle parancole è stato rifiutato a priori, come si immaginava, dal Genio Civile di Padova, mentre l'ipotesi quella di posare una tubazione che andasse a pescare l'acqua nella parte a monte del fiume Adige, non inquinata dal cuneo salino, praticamente è stata non è attuabile, perché ci vorrebbero troppi giorni e il tempo che viene posata questa tubazione brucierebbe tutto. C'è la speranza che i vari consorzi che si approvvigionano prima del compartimento di Chioggia, quindi Vicentini, Veronesi, quelli di Rovigo, si riducessero come da ordinanza del governatore Zaia i loro approvvigionamenti, arriverebbe acqua sufficiente per salvare i raccolti anche della zona Calino, Isola Verde, Bacuco, eccetera. Quindi tutta una situazione appesa a un filo. C'è notizia che dovrebbe piovere nella parte del Bellunese. A questo punto non resta altro che pregare. Vari punti del territorio regionale sono colpiti da incendi in varie aree. Quello che sembrava preoccupare maggiormente è quello a Fumane, dove la situazione da ieri sembra migliorata, ma continuava a preoccupare per i 3 focolai ancora attivi, a quanto affermato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Su questi erano riprese le rotazioni dell'elicottero di primo mattino, quando le temperature non si erano ancora alzate troppo. Rinnovo a tutti, conclude Zaia, un accorato appello alla prudenza a chi frequenta colline, pinete, boschi, qualsiasi area arborea regionale, raccomandandosi la massima attenzione per evitare che si sviluppino focolai e di non ostacolare il lavoro dei volontari, mantenendo comunque i comportamenti utili a evitare lo sviluppo di incendi.